Ciao Matteo. Come stai? Ok, che dici, iniziamo? C'è un attimo clima, io comincerei anche. A braccio e stretta di mano, dentro il centro sportivo Palladio di Vicenza, i due vice premier che litigano quasi su tutto trovano la concordia di fronte a 1300 risparmiatori beffati, traditi e affossati da BPV e Veneto Banca. Fuori dal palazzo ce ne sono tantissimi altri che spingono per entrare anche con rabbia. Dentro il sottofondo è da musica da film. E la prima scena è per entrambi l'attacco all'Europa con le sue critiche al fondo risparmiatori. Fiducia tradita da dei truffatori che spero finiscano in galera ed è la bella politica, abbiamo messo 1,5 miliardi a bilancio, vediamo di spenderli in fretta, di restituirli in fretta. Se a Bruxelles qualcuno cercherà di rallentare, noi tiriamo dritti. L'Europa sta dicendo che non è d'accordo, ce ne faremo una ragione, ma noi andiamo avanti, questa gente ha diritto ai risarcimenti. Poi i risparmiatori ai quali dare risposte, c'è bisogno di scadenze immediate. Abbiamo messo a bilancio 1,5 miliardi da restituire a degli italiani truffati che hanno perso 50, 80, 100, 140 mila euro di risparmi sentendosi dire sono al sicuro signora, li lasci a me. Qualcuno dovrà andare in galera e qualcuno, se non tutto, almeno una buona parte di quello che ha perso dovrà riavere indietro. Qua c'è gente che ha fretta, c'è gente che rischia di perdere la casa, di perdere il negozio, di perdere la macchina, di perdere la speranza e quindi sono contento che in 7 mesi abbiamo trovato 10 volte i soldi che la sinistra non aveva trovato in tanti anni, però bisogna fare veloce. È passato tanto tempo, noi abbiamo messo nella legge di bilancio i soldi a fine anno, a dicembre, siamo al 9 di febbraio, questa è la settimana in cui si scrivono i decreti e si erogano i soldi. In 8 mesi e mezzo abbiamo fatto quello che gli altri non avevano fatto per anni. Mancano 2 decreti attuativi che questa settimana prossima devono essere scritti, soprattutto quello più importante, e devono essere emanati. Stiamo facendo corse contro il tempo col MEF per riuscire ad ottenerne la scrittura il prima possibile. Soddisfatto il governatore Luca Zaia. Siamo andati avanti comunque a fatti concreti, il governo che propone e ha già ovviamente fatto la legge per i risarcimenti, adesso ci saranno i decreti attuativi nel giro di una settimana e finalmente questo 1,5 miliardi che non è più 100 milioni ma è diventato 1,5 miliardi saranno a disposizione dei risparmiatori. Questo è quello che di concreto c'è e di vero c'è. E c'è tempo anche per guardare oltre con parole di fuoco. Salvini e lapidario. I vertici di Consob e Banca Italia andrebbero azzerati, dice Di Maio, gli fa eco. Ci dia il tempo questo mese di far partire la commissione d'inchiesta sulle banche. Gianluigi Paragone sarà il presidente di questa commissione d'inchiesta, li convochiamo tutti e iniziamo a farli cantare, perché i conflitti di interessi nel mondo delle banche hanno spolpato i risparmiatori come quelli che incontriamo stamattina.